Bene, dopo la pubblicità siamo ancora qui, diamo qualche notizia che è importante. Allora, la Sara ci dirà un attimo i nostri indirizzi. Allora, il nostro indirizzo redazione@tangoshow.tv, e poi vi ricordo che questa trasmissione andrà in replica domani mattina su questa stessa emittente alle 10:30. Ecco, abbiamo anche altri canali, Televicenza, Vicenza Sani su Sky, ma evidentemente non abbiamo degli orari fissi, lo mettono in alcuni giorni. È importante dire invece che abbiamo sempre la presenza della nostra Radio San Donà, che è molto vicina specialmente ai problemi della sanità, e facciamo sempre le nostre trasmissioni. Anche lì va in onda al venerdì pomeriggio alle 19, mi pare, e quindi lo potete seguire nella nostra zona anche su questo. Prima di continuare il discorso... Io volevo fare una precisazione poi sugli ospedali, se mi permette. Ecco, volevo solo spiegare un attimo, perché spesso si inquadra una seggiola vuota, no? Perché ne abbiamo messo uno in più, no, non è uno in più. Il problema era che quella lì appartiene all'ASL, cioè l'ASL è stata invitata come sempre, ha ritenuto a non venire. Avrà avuto i suoi motivi, chiaramente, dicono che è un problema in questo momento, una situazione delicata, eccetera. Però, a mio parere, ha perso un'occasione per comunicare ai pazienti, alla gente, agli ammalati, quali sono i problemi dell'ASL, come si possono risolvere, cosa stanno cercando di fare. Una critica che io ho fatto sempre all'ASL, e l'ho fatta a Stocco privatamente, è quello che manca una comunicazione nella nostra ASL. È vero che ha un ufficio stampa, un giornalista dedicato, ha un giornale tutto sommato fatto bene, ha un sito internet multimediale, eccetera, però il fatto che la gente non sia a conoscenza e non possa interloquire, questo è un problema, è un difetto che c'è sempre stato e che non viene risolto neanche adesso. Ecco, Stival voleva dire qualcosa, mi pare. Noi siamo abituati a difendere il nostro ospedale sotto casa, ma proprio quando c'è un bisogno di sanità vogliamo andare dove abbiamo più certezze di essere curati bene, indipendentemente se poi sia vicino o altro. E l'organizzazione ospedaliera è una necessità che sia a un livello superiore, anche per un altro motivo, per un motivo di sicurezza, e lo faccio nella cosa più, tra virgolette, banale, ma che è la vita, cioè il materno infantile, la pediatria, l'ostetricia, dove sotto certi parametri, cioè se io non faccio almeno 600 parti all'anno, quel reparto è insicuro per il nascituro e per la madre. Certo. Ecco perché noi determinate cose diciamo, ragazzi, adesso sono 1000, esatto, ma parlavo di 600 per la vecchia programmazione. Certo. Quindi dobbiamo anche stare attenti di fare questo tipo di cose. Infatti aver lasciato, dopo aver fatto la programmazione ospedaliera nel 2002, dove altre ASL si sono adeguate all'organizzazione ospedaliera e hanno i conti a posto, la nostra ASL, che per i parametri che ha dovrebbe avere 3 ospedali, invece ne ha ancora 4, proprio per le beghe della politica locale, perché poi noi abbiamo comunque mantenuto questo sistema che costa. Cosa comporta il mantenere un sistema a questo livello, ascoltando i campanili e non andando secondo programmazione? Che io ho costi fissi che sono pesanti, e avere i costi fissi non mi permette di investire in tecnologia con i pazienti che poi se ne vanno in Friuli o in altre parti. C'è il cane che si mangia la coda. Però se posso fare un appunto, lei non è venuto perché non è stato invitato, è venuto Forcolin quando mi ha parlato dell'ospedale unico, c'era la dottoressa. Di questo argomento abbiamo detto le stesse cose, proprio dicendo che se noi investissimo in ospedali selezionati nella zona, o in reparti selezionati, potremmo avere la tecnologia migliore e la gente più esperta, più competente su quella tecnologia, con dei risparmi. Questo dovrebbe essere il futuro. Questo sarà il futuro perché noi abbiamo deciso di decidere, se il territorio non decide è giusto che la politica si prenda responsabilità come giustamente ci viene chiesto. Come si dice sempre, ognuno si prende le proprie responsabilità, tipica frase dopo politica. 15 anni. Allora, sentiamo un attimo, un'email solo, perché purtroppo mi sono accorto che degli argomenti ne abbiamo trattati se no un terzo di quello che devo trattare. Sentiamo un'email. Tra le tante abbiamo scelto questa. Giovanna da Mussetta ci scrive: ho prenotato una visita ginecologica, poiché il giorno della visita avevo il ciclo, ho telefonato per rimandarla. Mi è stato ridato l'appuntamento dopo un mese. Ho fatto notare che un mese dopo avrei avuto lo stesso problema, per cui sarebbe stato più oculato in un altro periodo. Mi è stato risposto che non era un problema dell'ospedale, ma era solamente un problema mio. È colpa mia se il ciclo normalmente mi capita una volta al mese? Sì, questa mail io l'avevo letta anche perché poi la paziente mi ha riscritto a me personalmente sul problema.
Devo dire che queste sono critiche giuste, e a una domanda all'incirca uguale effettivamente il dottor Stocco, il Presidente Russe, aveva risposto: ci vuole una maggiore responsabilità nei nostri uffici. Quindi diciamo, si è scusato non a questa persona, perché questo qui posso dire che è di 3-4 giorni fa, mi pare. Se il pubblico avesse i parametri del privato, qualche pubblico andrebbe a casa e forse funzionerebbe meglio anche il pubblico. Questo è vero. In effetti, una cosa che avevamo detto nell'ospedale unico, le fughe della nostra ULSS, che sono tante, noi lo sappiamo, non è dovuto solamente al fatto che da altre parti c'è l'eccellenza, forse qui da noi manca a volte in alcuni reparti l'eccellenza, e manca quella sensibilità nell'aiutare il paziente. Però manca anche la libertà del dirigente, secondo me, nel senso che un dirigente privato è molto più libero alle volte di un dirigente pubblico in questo settore, che è troppo influenzato o influenzabile dalla partitica e non dalla politica. Questo è un mio parere. Sì, dalla partitica e non dalla politica, brava, ha detto una questo cosa è un mio che parere. condivido. Per cui questo è un grosso problema per un dirigente che deve governare le proprie risorse umane. Perfetto, siccome poi adesso il tempo saranno penso una quindicina di minuti, cerchiamo di arrivare a portare un qualcosa di utile. Voi sapete, abbiamo chiamato Tango, le notizie cambiano ritmo, ma noi dobbiamo cambiare anche le notizie, quindi non le diamo solo come dato negativo, ma cerchiamo di portare dei consigli utili. Quindi brevemente toccheremo due argomenti: quali sono le cause, senza polemica, purtroppo adesso sarà una domanda un po' difficile per il nostro dottor Tallon, l'ULSS 7, che è quella di Pieve di Soligo, che sembra che abbia dei risultati buoni, dava, su uno studio che aveva fatto un anno fa, il 70% delle visite specialistiche risulta inutile ai fini delle patologie, mentre il 50% dell'età potrebbe benissimo essere evitata con ricorso ad altri esami, quindi lasciando quella di cui c'è bisogno. Devo anche dire che nelle varie liste di attese, non so perché non l'ho visto, l'ULSS di Belluno è quella che va peggio, quelle di Vicenza sono quelle che vanno meglio. Non ho potuto appurare, però ci sono dei dati con dei numeri ben precisi. È interessante, poi magari se abbiamo tempo ne parliamo, come c'è stato un calo di prestazioni di attese, voglio dire, attese che sono allungate molto nell'ULSS 8, quella di Castelfranco, perché da quando è partito il progetto del Financial Time, praticamente l'ULSS non ha più utilizzato dei pacchetti comprati da strutture private, per cui i tempi si sono molto allungati. Questo ne parleremo poi benissimo. Allora, domanda forse un po' cattiva. Questi sono dati numerici. Ecco, cosa puoi dire su questo? Beh, qui entriamo sulla singola professionalità di ogni operatore sanitario. Personalmente sono sotto il 50% della media dell'invio agli specialisti. Il 7 è abbastanza grande, contiene non solo Pieve di Soligo, dove c'è la sede, ma Conegliano, Vittorio, insomma. Se il medico di famiglia spesso delega allo specialista, questo è un problema del singolo medico. Diciamo anche che però il sistema non incentiva la soluzione da parte del medico di famiglia. Io appena laureato, ancora animato da un grande fervore per la medicina, nel mio ambulatorio... Che hai tuttora però, Ma qualcosa un po' meno, guarda, sono sincero, perché io facevo anche le suture nel mio ambulatorio, cioè veniva l'agricoltore che si era tagliato, si era ferito, lo suturavo nel mio ambulatorio. Però dopo un po' mi sono anche un po' stancato di lavorare in perdita, non perché io viva per il vile denaro, ma mi serve anche per pagare le strutture. Ora, l'USL allora mi dava 5.000 lire per ogni sutura, il filo di sutura costava 6, quindi io ci rimettevo 1.000 lire ogni volta che facevo questa prestazione. Al contrario mi dava allora 20.000 lire per fare una medicazione che ne costava 2. C'era questa incongruità, no? Di solito queste cose, sì. Però, è vero. Ecco, quindi diciamo che è anche il sistema stesso che non incentiva una maggior prestazione da parte del medico di famiglia. Questo certo, sì, questo è vero.